benvenuti tutti quanti sulla nostra piattaforma YouTube della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano, che oggi vi offre il secondo appuntamento, questa volta dedicato a una cosa un po' particolare e precisamente ad un progetto editoriale appena uscito, curato da Carlo Romeo, un professore di storia, un letterato molto noto qui a Bolzano e in regione, e da Osvaldo Pallozzi, che all'epoca aveva avuto l'idea di trovare un modo per comunicare, invogliare, far conoscere la cultura, la storia locale, ma soprattutto anche una cultura, un'educazione ecologica attraverso la rivista Pagine di Ecologia. Carlo Romeo, bolzanino, insegnante di liceo, storico, ha messo al centro dei suoi studi proprio l'Alto Adige. Ha affrontato temi di storia moderna e contemporanea, a volte anche spinosi. Mi trovo spesso a consigliare, a proporre volumi o articoli scritti da Carlo Romeo a chi è interessato a approfondire la storia del nostro territorio. Si tratta di volumi di storia generale, ma anche di volumi che si occupano di temi specifici o di personaggi specifici. Mi vengono in mente I fuochi del Sacro Cuore, Andreas Hofer, Mischa Seifert, l'aguzzino del lager di Bolzano, Castel Tirolo e molti altri. Si è occupato anche di letteratura italiana in lingua italiana, qui dell'Alto Adige. Questi due libri di cui ci parlerà sintetizzano un po' tutti questi aspetti. Si tratta infatti di leggenda, storia, ma anche in questo caso di arte figurativa, fumetto. La riscoperta di un lavoro fatto 20-30 anni fa e già pubblicato su Pagine di Ecologia, una rivista quadrimestrale uscita dal 78 al 95 qui in provincia. Io me la ricordo, questa rivista arrivava anche a casa mia. Io ero bambina, i primi numeri ero bambina, e mi ricordo la copertina molto colorata, spesso erano acquarelli che venivano ritratti in copertina. I temi erano quelli dell'ecologia e dell'ambiente, ma anche appunto la storia locale. Per quanto riguarda la biblioteca, voglio dirvi che noi siamo aperti per il prestito e la restituzione come Biblioteca Claudio Augusta, quindi potete prenotare i volumi che vi interessano attraverso il telefono, direttamente dal nostro catalogo Explora, oppure via mail. Vi saluto cordialmente e vi invito, se vi va, ad iscrivervi al nostro canale YouTube e soprattutto ad attivare la campanella che vi permetterà di ricevere le notifiche quando noi inseriremo, pubblicheremo un nuovo video. Questi due volumetti appena usciti, Dolomiti, il paesaggio nella leggenda e La terra fra i monti, nascono dall'idea di ripresentare al pubblico un progetto che era nato con la rivista Pagine di Ecologia. Pagine di Ecologia era una rivista diretta da Osvaldo Pallozzi e curata direttamente dalla ripartizione Scuola e Cultura Italiana della provincia di Bolzano. Era una rivista che già dal nome annunciava, come dire, quello che sarebbe stato un grande impegno nell'educazione, l'ecologia e l'ambiente. Tra le varie cose, Pagine di Ecologia si sforzava anche di invitare alla conoscenza del territorio e a un certo punto venne l'idea di presentare alcune leggende di Carl Wolf, leggende delle Dolomiti, sotto forma di illustrazione. Si rese disponibile un grande disegnatore, Giorgio Trevisan, che col suo tratto inconfondibile, con la sua grande capacità di rappresentazione, in effetti fece dei piccoli capolavori. Giorgio Trevisan è una delle grandi firme del fumetto italiano,
È nato a Merano nel 1934, praticamente dopo il diploma al liceo classico si trasferì a Milano e lì cominciò una grande carriera di disegnatore, di illustratore. Basti pensare che firmò tavole per personaggi molto importanti del fumetto italiano, Ken Parker, Julia, e si fece conoscere in Europa soprattutto come illustratore di romanzi, leggende, eccetera. Si può dire che Trevisan si sia avvicinato alle leggende di Carl Wolf proprio con la sensibilità, ecco, di chi conosce il territorio, di chi ne svela attraverso le immagini proprio i sentimenti più profondi. Carl Wolf è un bolzanino di adozione, non nato a Bolzano ma in pratica cresciuto e vissuto sempre qui. Diciamo che Wolf è entrato proprio nella tradizione, lui che voleva recuperare il patrimonio leggendario dolomitico, con la sua fantasia poi ha creato qualcosa di nuovo, e cioè è riuscito a creare dalla tradizione una nuova tradizione. È paradossale, ma in un certo senso conosciamo questo mondo leggendario più attraverso la sua elaborazione, che si distanziava molto, insomma, dal patrimonio che c'era in origine. Il secondo volumetto, La terra fra i monti, nasce anch'esso dalla rivista Pagine di Ecologia. Il progetto era quello di creare un percorso illustrato della storia dell'Alto Adige-Südtirol. Anche qui la grande professionalità di Giorgio Trevisan è venuta in soccorso, perché non era un progetto facile, si trattava di sintetizzare attraverso personaggi, immagini ed avvenimenti una storia molto complessa. E soprattutto quello che stupisce è la capacità di Trevisan di passare attraverso registri differenti, ecco, dal disegno leggendario, epico, a quello didascalico, divulgativo. E soprattutto grazie a questa capacità di Trevisan che queste puntate, che qui sono raccolte in volume unico, riescono a trasmettere l'idea, almeno, della storia di questa terra, una terra di confine, di cerniera tra due mondi, tra il nord e il sud, una terra di scambi, di contatti, e tutto sommato questo volumetto vuole essere l'invito ad approfondire, a confrontarsi, insomma, con la storia di una piccola terra in cui si è riflessa la grande storia.